A Paese continua la caccia al giovane di colore che ha tentato di violentare una 61enne. La foto di un residente scattata 24 ore dopo in zona potrebbe mostrare l'uomo che tutti cercano. Indagini serrate, il prefetto dice lo prenderemo. Intanto la 61enne aggredita vive giorni da incubo. Non dormo più, non posso dimenticare tutta quella violenza, dice, sono salva solo per miracolo. 26enne trovata morta nel suo appartamento, molto probabilmente a causa di un'overdose. Indagano i carabinieri, sospetto dell'utilizzo della famigerata eroina killer. 14enne morto a Trevignano, l'autopsia conferma è stata una miocardite acuta da virus influenzale ad uccidere Luigi Martignago, lunedì alle 15 funerali. L'emergenza supplenti sta mettendo in crisi l'intera macchina scolastica trevigiana, non si trovano sostituti dei docenti ammalati con risultati disastrosi per didattica e istruzione. Ricomprati e riconsegnati ai bimbi dell'asilo di San Bugè i giochi rubati lo scorso dicembre dai ladri e il parroco ironizza: grazie ai ladri avete scatenato la solidarietà. Stasera alle 21:15 torna 40 il viaggio nell'archivio storico della nostra emittente e tra gli altri a Marcord scopriremo che la voglia di autonomia c'era già oltre 30 anni fa in Veneto e nella Marca. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque torniamo alla tentata violenza sessuale avvenuto a Paese mercoledì sera. Solidarietà alla donna aggredita, abbiamo buone possibilità di prendere il presunto stupratore, così il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà si rivolge alla 61enne aggredita. E mentre in Paese si è scatenata una vera e propria caccia all'uomo, oggi spunta una foto del presunto violentatore. È lui il maniaco con giubbotto giallo che lo scorso mercoledì sera ha tentato di violentare la 61enne di Paese. Questa foto è stata scattata da un residente ieri sera alle 18:30 davanti al supermercato di Paese, cioè a 2 passi da dove è avvenuto il tentato stupro. L'identikit del presunto aggressore corrisponderebbe per altezza, età, colore della pelle e della giacca, ma non per il colore dei pantaloni indossati al momento dei fatti. Quelli di mercoledì sera erano infatti blu. Vero è che questa foto è stata scattata il giorno dopo la tentata violenza e ci si chiede: se è davvero lui l'aggressore, è normale sia tornato nello stesso luogo sapendo che in tanti lo stanno cercando? Doveva incontrarsi con qualcuno? O peggio, stava aspettando qualcuno? Questa foto è stata spedita anche ai carabinieri che, dopo aver sentito le testimonianze dei soccorritori della donna, ora stanno anche visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Inquirenti che chiedono a chiunque avesse visto una persona corrispondente alla descrizione del presunto aggressore anche poche ore prima del tentato stupro di andare a portare la loro testimonianza in caserma. Anche ogni piccolo particolare potrebbe risultare infatti utile per la sua cattura. Intanto il prefetto vuole rassicurare l'aggredita. Abbiamo delle buone possibilità perché comunque si stanno esaminando alcuni fotogrammi di alcune telecamere e quindi speriamo che al più presto si possa individuare il colpevole. Prefetto che in qualità di donna ci tiene a manifestare la sua vicinanza alla 61enne, a cui si rivolge così. Donne che nella loro quotidianità in qualche modo vedono assolutamente messa in pericolo la loro incolumità fisica, assolutamente sì, grande solidarietà e anche, mi verrebbe da dire, oltre che un augurio, anche un messaggio di incoraggiamento, ecco, di considerare che tutti faremo la nostra parte proprio perché la signora possa continuare a fare la vita che faceva prima. E in Paese tra la gente si è scatenata una vera e propria caccia all'uomo. A quella gente là bisognerebbe veramente dare una grande lezione, in maniera che non so, sto popolo italiano riesca un po' a vivere un po' più in pace senza tutti questi problemi, insomma, che ci sono oggi. Una lezione tipo? Tipo, sarebbe un po' grave dire la castrazione chimica, perché sono giovani, per carità, ma comunque... Dovrebbe esserci anche la giusta pena per chi commette questi reati, insomma, adesso speriamo che lo trovino. Non doveva succedergli questa cosa e a quella persona non deve vivere con la comunità. È grave alle 8 di sera, perché un conto se fosse una zona malandata oppure isolata, ma qua alle 8 di sera in piazza. E adesso quei terribili, concitati momenti di puro terrore raccontati dalla voce della donna aggredita. Non ho fatto tempo a girare, me lo sono sentita addosso,
proprio con le mani, ancora adesso le sento. Mi ha buttato per terra con la faccia in giù, pancia in giù, e là che trafugava, mi alzava i vestiti e io gridavo a tutta voce: aiuto, aiuto, aiuto. Una cosa che non auguro a una bestia. Inizialmente ho provato anche a reagire, gli tenevo anch'io il braccio, ma dopo ho perso le forze, non ce la facevo più, stavo male. E questo che tirava su i vestiti, le maglie, a un certo punto ho sentito che la sua mano nella pelle, una cosa orribile. Per fortuna, a forza gridare, perché poi mi ha accappato la bocca. È il racconto di quei drammatici momenti di assurda violenza vissuti mercoledì sera alle 20 a Paese, praticamente in pieno centro. È la voce della stessa aggredita, ancora sotto shock, a ripercorrere quei terribili istanti in cui ha temuto anche il peggio. Però ho visto l'uomo che dal bar ha sentito, è venuto a correre verso di me e questo è scappato. Io sono rimasta là per terra, mi hanno alzato perché non riuscivo neanche... E basta così. Dopo ho chiamato i carabinieri, che sono intervenuti, bravissime persone, però mi hanno, come dire, incoraggiato ad andare al pronto soccorso perché subito non sentivo niente. Ma ieri male alle coste, male alla gamba, io se sto seduta 10 minuti non mi alzo più. Ematomi che vengono fuori dopo, perché dopo quando lui è andato via non è riuscito a ottenere quello che voleva, cioè il sesso, perché lui quello solo voleva, non voleva rubare, mi ha dato un calcio qua. Dove? Qua sulle coste che ancora adesso mi fanno male, se mi butto giù nel letto non riesco più a girarmi né di qua né di là dai dolori, ho gli antidolorifici però mi ha fatto tanto male. Però adesso resta il pensiero, i dolori magari se ne vanno anche, ma il pensiero, cosa poteva succedere se non ero io oppure era la figlia o una ragazzina qualsiasi, sarebbe stata rovinata in vita, perché mi creda, ho anche la forza, ho avuto la forza di reagire, di gridare, ma una bambina non l'avrebbe fatto. E da mercoledì quell'incubo la costringe a trascorrere notti in bianco. 2 notti sveglia. Oggi io sono riuscita a mangiare qualcosa, ma a dormire no. Troppo pensiero là. L'ha presa anche a calci dopo? Sì, quando se n'è andato mi ha dato il calcio perché non ha ottenuto, io ho gridato che ce l'ho fatta a farlo andare via, diciamo. Nonostante questo terribile episodio, lei si sente un po' miracolata? Sì, certo, è andata bene, se aveva un coltello. Cambiamo pagina, il funerale di Luigi Martignago, il ragazzo di 14 anni di Musano, verrà celebrato lunedì 28 gennaio alle 15, domenica 27 alle 20 invece sarà recitato il rosario in chiesa. Intanto questa mattina è stata eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzino. Miocardite acuta da virus influenzale H3. L'autopsia eseguita stamane sul corpo di Luigi Martignago, fanno sapere dall'USL 2, conferma quella che era stata l'ipotesi iniziale avanzata dai medici. A causare il decesso del 14enne colpito dall'influenza è stata dunque un'infiammazione del muscolo cardiaco. Luigi aveva accusato giovedì scorso i primi sintomi, poi era stato visitato all'ospedale di Montebellune dal medico di base che gli avevano diagnosticato un'influenza. Le condizioni del ragazzino di Musano di Trevignano sembravano in miglioramento, poi lunedì la situazione è precipitata, così è stato trasportato d'urgenza al Cafoncello di Treviso, dove nonostante i disperati tentativi dei medici di rianimarlo, Luigi non ce l'ha fatta. Una morte che ha gettato in un dolore inconsolabile, devastante i genitori e che ha sconvolto i compagni di scuola del CFP di Fonte e di squadra del Ponzano Calcio. Lunedì alle 15 nella chiesa di Musano verrà dato l'ultimo saluto a Luigi. Domenica intanto alle 20 verrà recitato il rosario in chiesa. Nel giorno dell'addio saranno presenti i compagni di scuola e tutta la società del Ponzano Calcio. Noi invitiamo tutta quanta la società a essere presente e tutti quanti i ragazzi che potranno esserci verranno al funerale, la società sicuramente sarà presente. E il giorno dopo l'incidente sul lavoro costato la vita a Gianfranco Caracciolo di Castelfranco Veneto nel cantiere della Pedemontana, presidio sul luogo del dramma un mazzo di fiori, mentre i sindacalisti non intendono abbassare la guardia.
È un dolore per noi, una cosa inaspettabile, niente a che dire, un dolore e basta. Siamo vicino ai familiari e la condoglianza da parte di tutti e noi delegati sindacali della UIL, CILS e CGIL siamo presenti qua. Non si può morire di lavoro ancora nel 2020, insomma, ecco. Solidarietà ovviamente alle famiglie, questi lavoratori lo testimoniano, però morire a 37 anni o a 50 o a 20 non si può partire al mattino e non tornare a casa la sera. No, non si può. Il giorno dopo la tragedia a Mason Vicentino, nel cantiere della Pedemontana, dove è morto un operaio di 37 anni, RSU e categorie sindacali unite hanno sfilato in un breve corteo per ricordare con un mazzo di fiori Gianfranco Caracciolo. Il secondo decesso durante la costruzione dell'infrastruttura, il 37enne stava lavorando su un macchinario quando è accaduta la tragedia, una tragedia che non si accetta. Siamo al 25 di gennaio, c'è un dato nazionale tra l'altro molto drammatico perché si parla di 35 morti sul lavoro. Abbiamo intenzione di prendere atto e dare all'azienda un senso di responsabilità diverso rispetto a come devono agire i subappaltatori. Basta, sono numeri impressionanti, ormai come diceva il collega poc'anzi, numeri impressionanti, non si può andare avanti così. E questa volta è toccato sul nostro territorio, è la seconda volta che succede su questo cantiere ed è una cosa inaccettabile. Inaccettabile appunto, come fa riflettere il fatto che il cantiere non si sia fermato in segno di lutto per l'operaio morto mentre stava lavorando. Anche questa mattina venendo giù sono rimasto un po' anch'io, insomma, perché si dovrebbe almeno 2 ore, insomma, si avrebbe dovuto secondo me fermare, però comunque abbiamo intenzione di fare qualcosa. Cosa siete pronti a fare come categorie sindacali voi al momento? Abbiamo intenzione di mobilitarci naturalmente. Non vogliamo abbassare la guardia, tanto è vero che continuiamo a chiedere tavoli sia regionali che provinciali rispetto appunto alla questione del lavoro, della sicurezza e di insistere sulla formazione dei lavoratori e non solo però sulle attenzioni per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro. Intanto si attende l'autopsia per capire quale sia stata l'esatta causa del decesso di Gianfranco Caracciolo. I carabinieri indagano sulla morte di una 26enne trovata senza vita nel suo appartamento ieri sera a Vittorio Veneto. Nell'alloggio sono state trovate siringhe e una piccola dose di eroina. Non si esclude che ad uccidere la 26enne sia stata un'overdose. Ora sono in corso accertamenti per verificare se la giovane possa aver fatto uso dell'eroina killer che ha già fatto numerose vittime in passato. Ed ora torniamo sulla vicenda infinita di Ascopiave, la storica società del gas di Pieve di Soligo. Ieri la sentenza del Consiglio di Stato sul futuro dell'assetto societario con la lettura secondo l'avvocato Malvestio in rappresentanza di una delle parti in causa. Oggi invece l'interpretazione vista dalla parte dei sindaci che non hanno ceduto le quote. Caso Asco Holding, come per ogni sentenza, ognuno dà la sua interpretazione. E se è caustica quella dell'avvocato Malvestio nei confronti dei comuni che non hanno ceduto le quote, per questi ultimi il Consiglio di Stato di fatto ha confermato la bontà delle loro azioni. 2 i passaggi importanti secondo Sonia Fregolente, senatrice ma soprattutto sindaco di Sernaglia, uno dei comuni che non hanno ceduto le quote Asco. Il primo punto riguarda proprio la presenza dei comuni in Asco. La sentenza dice che sta in capo all'amministrazione la facoltà di individuare quali sono i servizi da ritenersi indispensabili di carattere di interesse generale, ecco, per i propri cittadini. Applicato ad Asco significa che la partecipazione dei comuni in Asco per l'infrastrutturazione del territorio sia con le condotte del gas che con la posa delle tubazioni per la fibra è un servizio di interesse generale. Sentenza a favore per i sindaci anche sul controllo dell'azienda. Assieme abbiamo sempre assunto delle decisioni univoche che hanno portato la società ad essere quella che attualmente è in Veneto e non solo ma anche in Italia, cioè una società che fa utili, una società che eroga servizi, una società che ha sempre visto prima dell'entrata del privato i comuni muoversi assieme. Alla fine è inevitabile la stoccata a Plavigas. E ricordiamoci sempre che
gli enti locali e l'Avigas muovono da interessi sicuramente tutti legittimi ma profondamente diversi. Quelli dell'amministrazione sono la tutela dell'interesse generale delle comunità, dei cittadini. Quelli dei privati, ripeto, legittimi, ma sono sicuramente interessi esclusivamente speculativi. Ed ora la crisi Stefanel con l'incontro questa mattina a Roma tra sindacati e vertici aziendali. Incontro interlocutorio, questo l'esito della riunione di questa mattina a Roma nello studio dei legali che rappresentano Stefanel. Intorno allo stesso tavolo i sindacati nazionali e i vertici dell'azienda. Un incontro previsto dalla normativa per quanto riguarda la richiesta della cassa integrazione. E la procedura prevede appunto un incontro con le organizzazioni sindacali a livello nazionale, perché questa cassa integrazione interessa lavoratori che lavorano presso negozi siti in più regioni, e l'azienda in questo incontro non ha presentato però ulteriori elementi utili per fare un'analisi della situazione. Rimangono dunque ancora molti aspetti da chiarire sulla delicata situazione che sta vivendo l'azienda di Ponte di Piave, che ha tempo fino al 15 aprile per presentare un programma di rilancio aziendale che eviti lo spettro del fallimento dopo l'approvazione del concordato preventivo in bianco da parte del Tribunale. Lo storico marchio del tessile qualche settimana fa aveva avanzato la richiesta di cassa integrazione a rotazione per 244 dipendenti su 253 in tutta Italia. Resta però l'incognita legata agli esuberi. Per questo sindacati e azienda si sono dati appuntamento la settimana prossima a Milano per un nuovo incontro che dovrà chiarire tutti questi aspetti. Intanto anche la Regione Veneto guarda con apprensione agli sviluppi futuri. Oggi si fa fatica a tornare indietro ad essere competitivi con altri territori che se ci battiamo sul prezzo ovviamente ci vedono perdenti. Stefanel deve dirci che cosa vuole fare, perché resta un'azienda veneta e noi vogliamo che resti qui. Adesso ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità e poi torniamo con altre notizie da Treviso e provincia. Di nuovo in diretta per parlare dell'emergenza supplenti nelle scuole trevigiane. Mancano supplenti per i periodi brevi, cioè 3 giorni alla settimana, adesso che andiamo incontro alle influenze saranno quelle supplenze da 7-8 giorni così. Detta così rende poco la difficoltà che questa situazione crea al mondo della scuola trevigiana. Senza supplenti e con docenti in malattia il risultato per studenti e famiglie è davvero pesante. Non possiamo vivere ogni giorno, sembra di essere in un campo di battaglia con il numero dei morti. Adesso stamattina in un plesso me ne mancano 5 insegnanti. Si sono ammalate, posso mica punirle perché si sono ammalate. Con il risultato che? Si cerca di risolvere sdoppiando le classi, cercando di mettere in sorveglianza se c'è qualche collaboratore per 1 ora, 2, non per più ore, però cercando il più possibile di salvaguardare l'andamento scolastico, però in queste condizioni è difficile. E le liste dove andare ad offrire un'occasione di lavoro sono esaurite. Non troviamo nessuno disponibile a fare supplenze, abbiamo finito le graduatorie e abbiamo finito anche i MAD. I MAD sono le domande di messa a disposizione di chi non è in graduatoria, si mette a disposizione. Abbiamo finito anche quelle e non abbiamo trovato nessuno praticamente e dobbiamo arrangiarci alla meglio. Per questo dal preside Chiarparin l'annuncio cercasi supplenti disperatamente. Non lunghi periodi, ma sicuramente occasioni, soprattutto per giovani laureati, di sperimentare l'insegnamento entrando nel mondo della docenza. L'importante, sottolinea il preside, è volerlo fare. Il problema di fare le supplenze brevi c'era sempre, solo che qualche anno fa c'era molta più disponibilità a volerle fare. Adesso, almeno all'epoca mia, ci spostavamo anche per 1 giorno, anche per 2 giorni. Quando mi hanno mandato in ruolo, il primo posto che mi hanno dato, non ho chiesto dove, mi hanno dato Pieve del Soligo, Castelfranco e Treviso, o così o così. Però prima si accettava la supplenza, dopo si domandava come, dove e quanto. Adesso si chiede dove, come, quanto, se è difficile, e dopo si sceglie di non farla. Gara di solidarietà per i bimbi e le maestre dell'asilo di San Bugè, bersaglio dei ladri, lo scorso dicembre. Vedete lì sopra cosa c'è? Cos'è quella cosa lì? Un computer!
Giornata speciale per i bambini della scuola materna parrocchiale Maria Immacolata di San Bugè, che hanno ricevuto un nuovo computer regalato e consegnato nelle mani delle maestre da Tiziano Cenedese, presidente di Centro Marca Banca. Il PC era stato rubato lo scorso dicembre, pochi giorni prima di Natale, dai ladri che si erano introdotti nell'asilo all'indomani della festa organizzata dalla scuola. I banditi erano alla ricerca dei soldi raccolti al mercatino. Non avendo trovato contanti, i malviventi sono fuggiti non solo con il portatile, ma anche con dei peluche e una cucina giocattolo da poco acquistata. Il furto fu un duro colpo per la comunità di San Bugè, che appresa la notizia diede sin da subito vita ad una gara di solidarietà con cittadini e molti bambini che nei giorni successivi donarono giocattoli e altro materiale alla scuola. Poi nel corso delle settimane la generosità di tutta la comunità di Preganziolo è cresciuta, coinvolgendo anche il sindaco e gli assessori che hanno donato alla materna una nuova cucinina e il comitato 8 Mem, che raggruppa i rappresentanti dei genitori delle scuole pubbliche di Preganziolo, che hanno consegnato ai bambini alcuni peluche. Tutta la comunità ha partecipato veramente con il cuore e ci ha restituito anche di più di quello che di cui abbiamo subito il furto. Ci sono arrivati dei giochi, dei peluche e tanta gente di buon cuore ci ha fatto comunque delle piccole donazioni che serviranno per vari materiali didattici e ludici sempre per i nostri bambini. Non ce l'aspettavamo, siamo rimasti molto commossi anche da questa partecipazione. I genitori, le insegnanti e il presidente della scuola materna Don Bittante hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno dato vita a questa gara di solidarietà e un grazie inaspettato arriva anche per qualcun altro. Nell'esperienza negativa abbiamo potuto sperimentare il bello della solidarietà e quindi non è bello dirsi, ma grazie un po' anche ai ladri. Caro diciottenne, ti scrivo. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha deciso di prendere carta e penna per inviare un messaggio a tutti i ragazzi che nel 2019 hanno compiuto o compiranno 18 anni. Un'iniziativa che il primo cittadino ha voluto proporre per creare un filo diretto con i giovani e coinvolgerli nella vita attiva della città. La maggiore età è un punto di partenza fondamentale nella tua vita di cittadino, avrai importanti responsabilità, tra tutte la possibilità di incidere concretamente nella vita amministrativa e politica del nostro Paese con il voto, ha scritto Mario Conte, ma è soprattutto il momento in cui potrai partecipare attivamente con le tue idee, il tuo entusiasmo al miglioramento e alla crescita della nostra Treviso. Il sindaco ha concluso invitando in municipio per proporre iniziative e confrontarsi sulle prospettive future tutti i ragazzi maggiorenni appunto nel 2019. Le lettere verranno recapitate tramite i messi comunali in occasione della consegna della tessera elettorale. Riorganizzazione della sosta in via Battisti e via Risorgimento in centro a Treviso. È stata approvata dalla giunta comunale la soluzione per l'intersezione tra le due vie del centro storico che aumenterà l'offerta della sosta in città. Allo stato attuale all'intersezione tra via Battisti e via Risorgimento sono posizionati 5 stalli bianchi a disco orario. Con la nuova disposizione che vedete verranno inseriti 3 ulteriori stalli a disco orario dislocati in modo da impedire la sosta fuori dagli spazi prestabiliti, come spesso accade con l'attuale assetto. Come sarà il tempo nel prossimo weekend lo scopriamo con il nostro esperto meteo, il generale Giancarlo Iannicelli. L'anticiclone che ci ha protetto sino ad ora si ritira gradualmente sull'Atlantico e ne approfitta subito una depressione, un vortice col centro sul nord Europa. Il vortice, come sapete, produce sistemi perturbati che scorrendo verso sud nei prossimi giorni interesseranno le nostre zone. Però c'è da dire con più precisione che questi sistemi perturbati daranno effetti anche intensi ancora una volta sulle regioni nord-occidentali, sul centro-sud e solo marginalmente su di noi, oltre che sulle Alpi. Quindi prevediamo per questo fine settimana, per domani ancora un cielo sereno, poco nuvoloso, una velatura del cielo nelle prime ore. Per domenica invece ecco, un sistema perturbato sarà un po' più insistente e tenderà a portare degli annuvolamenti che poi a fine giornata potranno essere più intensi e associati a qualche isolata precipitazione, nulla più, che scorrerà peraltro veloce e poi già da martedì, ecco lunedì in giornata, avremo di nuovo qualche giorno di tempo stabile. I venti saranno deboli di direzione variabile, ma c'è una componente poi tendente al nord, quindi di aria anche fresca, ma siamo nel periodo giusto.
E le temperature per domani mattina ancora piuttosto basse, perché la notte si prospetta serena, quindi il terreno perde molto calore, e abbiamo previsioni di 3-4 gradi, forse qualcosa in più localmente, sotto zero. Le massime purtroppo domani cresceranno ancora un po', quindi sui 6-7 gradi, poi a giorni a seguire con cielo nuvoloso avremo delle massime anche piuttosto basse, quindi non andranno forse oltre i 5 gradi. È tutto. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 che torna puntuale questa sera, ospiti in studio il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Alessandro Manera della Lega. Alle 21:15 invece torna su Antenna 340 il viaggio nell'archivio storico della nostra emittente. Tra gli altri a Marcord scopriremo che la voglia di autonomia c'era già oltre 30 anni fa in Veneto e nella Marche. E allora guardate questo servizio datato 1986. Autonomia locale. Un sostantivo rafforzato da un aggettivo che gli conferisce un preciso significato. Locale significa sul territorio e quindi con un proprio livello di governo stabilito istituzionalmente. Negli ultimi tempi gli enti locali rivendicano spesso il loro ruolo nei confronti del governo, lo fanno sempre maggiormente nelle loro riunioni. C'è una parola in particolare che ricorre: perequazione. Perequare significa ripartire equamente e sulla ripartizione delle risorse finanziarie che andrebbero trasferite dallo Stato ai comuni il Veneto non ha risolto i propri problemi. Ma è proprio la nostra regione che cerca di lanciare un messaggio in favore di una nuova cultura delle autonomie locali. È questo infatti il tema della sesta assemblea congressuale dei comuni e delle ULSS della nostra regione, indetta da Antonio Mazzarolli, presidente veneto dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Che cosa chiederà l'ANCI venerdì e sabato nell'assemblea di Rovigo? Chiederà agli amministratori locali un impegno, una forte autonomia di comuni ed enti locali per garantire libertà, partecipazione, solidarietà, progresso, sono parole dello stesso Mazzarolli. Ma non basta, i comuni intendono assicurare autonomia e sviluppo allo Stato, che insieme con le province e le regioni concorrono a formare. Per venerdì è prevista la presenza del presidente dell'ANCI, senatore Triglia, con immagini di repertorio con il presidente del Consiglio Craxi. Circa gli interventi, oltre a quello dello stesso Mazzarolli, si attendono quelli dei rappresentanti del governo, i sottosegretari Pavani e Fracanzani, della regione, presidenti di giunta e consiglio del Veneto Bernini e Guidolin, e delle associazioni che raggruppano le province e le comunità montane. Si attende in definitiva un confronto che consolidi la realtà autonomia locale e le dia la dimensione che per lei prevede lo stesso quadro istituzionale della Repubblica. In occasione dei lavori si procederà anche al rinnovo del Consiglio regionale dell'ANCI. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori, non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso nel corso della giornata su tutte le province. Non si escludono nevicate in quota sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature minime comprese tra i -2 e -5 gradi, massime intorno ai 2 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo più nubi sui settori montuosi, altrove sarà per lo più soleggiato. Col passare delle ore la nuvolosità in aumento un po' su tutti i settori, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime comprese tra i -5 e -3 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Cielo sereno al massimo poco nuvoloso, tuttavia non si esclude qualche nevicata al mattino sui confini alpini. Temperature minime comprese tra i 0 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori, non necessita di opere murarie.